Buonasera a tutti ragazzi, anche domani l'Italia sarà, diciamo, prevalentemente soleggiata, quindi sarà bel tempo quasi ovunque ragazzi, quindi non dico quasi, forse ovunque, perché a parte un po' le temperature ancora che però stanno salendo un pochino, però non ci sarà nessuna pioggia oppure maltempo. Come potete vedere ragazzi, questa è un'immagine presa da satellite, quindi nuvole di pioggia non ce ne sono, quindi diciamo che in Val d'Aosta partiamo dal sopra, quindi in Valle d'Aosta ci saranno 4 gradi, 11 gradi, parzialmente nuvoloso ragazzi, quindi poi in Piemonte sarà per lo più nuvoloso 2 gradi, 8 gradi. Poi andiamo in Lombardia, anche qui farà ancora freddino, 1 grado, 8 gradi, nuvoloso parzialmente, quindi diciamo che forse, ma piovere non piove. Poi in Trentino Alto Adige, ragazzi, meno 2, 4 gradi, soleggiato, quindi qua fa freddo, ragazzi, ancora. In Friuli Venezia Giulia, 0,9 gradi, quindi soleggiato, quindi ancora freddino, diciamo, perlomeno a nord. In Veneto ancora di meno, 1 grado la minima, 6 gradi la massima. Nuvoloso, quindi secondo me domani sarà nuvoloso ovunque. Poi c'è la Liguria, nuvoloso, 7 gradi, 11 gradi. Già qua la minima sta salendo un pochino. Poi c'è l'Emilia Romagna, 3 gradi. Ciao Alberto, 9 gradi. Quindi parzialmente nuvoloso, quindi secondo me sarà un po' nuvoloso dappertutto. Poi andiamo in Toscana 7-12 gradi, quindi nuvoloso pure qua. Quindi le temperature stanno salendo, però la nuvolosità pure, però. Parzialmente nuvoloso in Umbria, 7 gradi, 11 gradi la massima. Poi nelle Marche 6 gradi, 12 gradi, parzialmente nuvoloso. Poi è la volta del Lazio, in Lazio diciamo meno 1, 8 gradi, soleggiato qua, già stiamo scendendo un pochino. In Abruzzo qua fa freddino, meno 5, massimo 9 gradi, parzialmente nuvoloso ragazzi, quindi l'Abruzzo si conferma sempre che fa freddo qua, mentre in Molise 1 grado, 12 gradi, per lo più soleggiato. Quindi è la volta della Campania, vediamo qua, 4 gradi, 13 gradi, soleggiato, meno male. In Puglia ragazzi 2 gradi, 11 gradi, soleggiato. Poi ci sta la Basilicata, anche qui freddino ancora, meno 1, 9 gradi, soleggiato ragazzi. Vediamo in Calabria, pure in Calabria è strano ragazzi, ma ultimamente non si capisce, qua boh, 2 gradi, massimo 6 gradi, diciamo soleggiato, quindi la Calabria proprio una settimana proprio che fa freddo, boh, se è capovolto l'Italia forse. In Sicilia meno 1, 12 gradi, quindi soleggiato ragazzi. Poi rimane l'ultima regione la Sardegna, qua fa sempre più caldo, 8 gradi, 14 gradi, quindi ragazzi in maggior parte non dovrà piovere in nessuna regione. Poi le temperature più o meno da qualche parte stanno in ripresa, da qualche parte no, però domani non dovrebbe piovere in nessuna parte dell'Italia. La foto in tempo reale, quindi è presa dal satellite, quindi nuvole io non ne vedo tipo di pioggia, quindi a parte un po' questa nuvolosità, questa bianca che vedete, quelle sono nuvole in effetti, ma non pioggia, quindi nuvoloso, perciò dicono per lo più nuvoloso, ma non di più. Quindi anche domani, ragazzi, un'altra giornata di sole, anche se farà ancora freddino. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo dopo sul canale per altri video. Quindi perlomeno per quanto riguarda domani, ragazzi, bel tempo, massimo nuvoloso e le temperature stabili. Quindi ci sentiamo al prossimo video. Ciao Alberto, ci sentiamo più tardi. Ciao ragazzi. No, Alberto, neve zero, nulla.
anche perché dicono che deve arrivare, chi dice un anticiclone forte, chi dice che per la Befana arriva la neve, diciamo stanno un po' in confusione ancora, quindi meglio aspettare gli ultimi giorni, quindi sta chi dice che arriverà sta cosa calda, chi dice che arriverà il freddo, boh, vedremo i primi 2 giorni prima del 6-7, perché qualcuno addirittura ha scritto fino al 14 di gennaio ci sarà ribaltone termico, quindi farà caldo e non farà freddo. Mo dobbiamo vedere. Fino a ieri sera dicevano che per l'Epifania arriva questa ondata di freddo e neve, quindi vediamo come poi si svolgerà a finale. Va bene, ti ringrazio, ciao ragazzi, a dopo.